E questa dimensione diventa particolarmente cruciale in momenti di crisi, in momenti in cui i vincoli di bilancio si fanno più stringenti, momenti nei quali la scarsità delle risorse si fa più evidente. Quindi, prima implicazione, i diritti sono in competizione tra di loro. Seconda implicazione, chi sceglie quali diritti tutelare? Non, diciamo, sulla carta, non, diciamo, in linea di principio, ma concretamente. Lo sceglie la politica. E su questo, secondo me, non si riflette mai abbastanza. Cioè, noi spesso pensiamo alla politica più che altro come ad una questione di gestione, una questione di elaborazione di norme, leggi e così via. In realtà il ruolo della politica è molto più fondamentale. È la scelta di quali diritti, tra le altre cose, la scelta di quali diritti tutelare e di conseguenza quali diritti tutelare meno. Perché è importante questa constatazione? È importante alla luce del discorso che facevo prima. Perché se ci sono dei soggetti che nel momento in cui decidiamo le regole che stanno alla base della nostra convivenza, quindi le regole del contratto sociale, ci sono dei soggetti che sono esclusi dalla stipula di questo contratto, quindi dall'elaborazione, dalla discussione, dalla presa della decisione sull'accordo riguardo questi principi, questi cittadini sono in una posizione di vulnerabilità estrema nel momento in cui la politica dovrà andare a scegliere quali diritti tutelare in questo gioco di scambio, no? E infatti succedono cose interessanti da un certo punto di vista, come quella che è successa, per farvi un esempio che è evocativo, che a me ha lasciato abbastanza perplesso, quella che è successa negli Stati Uniti, quando c'è stata la prima esplosione o meglio il primo panico rispetto all'influenza aviaria, no? Nel 2009, vi ricordate, c'è stata una sorta di psicosi, sta arrivando l'aviaria, e si pensava ad una pandemia, quindi si è iniziato a produrre vaccini, i vaccini non sarebbero stati sufficienti per tutti e in molti stati degli Stati Uniti, così come successivamente ha messo in evidenza un articolo del New York Times, hanno iniziato a girare dei dispacci nelle strutture sanitarie relativi alle indicazioni circa i soggetti che avrebbero avuto più diritto, priorità nella vaccinazione, che i vaccini non erano disponibili per tutti, chi dobbiamo sacrificare? E secondo voi, diciamo, chi sono i soggetti che sono stati messi nel fondo della lista? Essenzialmente coloro che non avevano diritto alla vaccinazione, né alla rianimazione, né al ricovero, erano gli anziani, i dializzati, i malati terminali, gli handicappati fisici e psichici. E questo nel 2009 negli Stati Uniti. E potevano essere salvati, o si poteva cercare di intervenire per risolvere situazioni critiche soltanto, appunto, nei confronti degli uomini in salute, le donne in età riproduttiva, i giovani e i bambini purché sani. Allora, questa è da cosa emerge? Perché questo? Perché nel momento in cui dobbiamo fare scelte relativamente alla tutela dei diritti, se i diritti sono dei costi, quale criterio utilizziamo? Il criterio dell'utile. Il criterio dell'utile perché? Perché, e ritorno alla constatazione iniziale, l'impostazione filosofica, no? Ricordate viviamo dentro una filosofia, l'impostazione filosofica è di tipo contrattualistica e quindi in un contratto ciò che conta è ciò che tu mi puoi dare, ciò che io ti posso dare, l'utile che ci possiamo scambiare. Ecco, penso che sia il momento di riflettere sul fatto che questa impostazione non produce società, da questo punto di vista, società degne, cioè società che nel loro operare non umilino i loro membri. Questa è l'idea di dignità di una società, di una comunità.
Quindi l'idea dell'utile, anche Marco diceva prima, lo Stato sociale come un'occasione di sviluppo. Sì, questo è vero, ma a me non piace tanto metterla in questi termini qua, perché stiamo utilizzando le stesse categorie, no, dell'utile, cioè investiamo nello Stato sociale perché poi avremo un utile maggiore, il che è anche vero, ma non mi sembra questo il modo migliore, più proficuo, più fertile per leggere il problema. Quello che a me sembra interessante invece è un'altra concezione, è quella veramente liberale di una società che mette i propri membri nelle condizioni di scegliere autonomamente la vita che loro ritengono degna di essere vissuta, che sia degna di essere vissuta. E questa è un'impostazione molto diversa, che tecnicamente si chiama impostazione delle capacità o dei funzionamenti, in virtù della quale noi non puntiamo ad uno stato ideale, ad un contratto ideale, ad un'organizzazione, a quella che Rawls chiamava la società ben ordinata, ma cerchiamo progressivamente di migliorare la situazione nella quale ci troviamo. Allora una azione, una misura, una politica è giusta se ci consente di migliorare un po' la situazione nella quale ci troviamo oggi e ci consente di portarci su un livello di giustizia sociale un po' più elevato. Ecco, a me pare che la direzione nella quale stiamo andando, non voglio dare giudizi, mi chiedo e vi chiedo se la direzione nella quale stiamo andando ci spinge verso un miglioramento di questo tipo. Marco faceva, e chiudo, l'esempio della 162, ha parlato di coprogettazione e così via. Perché sono importanti? Perché è importante un welfare partecipato? Perché è importante passare da una gestione manageriale ad una gestione partecipata dell'architettura del welfare? Perché quello è un antidoto all'esclusione. Perché se le misure, le politiche sono progettate insieme tra, diciamo, i produttori così via e gli utenti, coloro che trarranno beneficio da quelle misure, sono progettate, sono prodotte e sono valutate in maniera congiunta e partecipata, questo capite bene, attribuendo potere o distribuendo il potere in maniera maggiormente egualitaria, rappresenta un antidoto, funziona come un antidoto verso quella che abbiamo definito l'esclusione inizialmente. Io penso che appunto riflettere su questi temi, il ruolo del contratto quasi come un'ossessione nella valutazione dei fondamenti del nostro vivere comune, civile, il contratto, la concorrenza tra diritti, il ruolo fondamentale della politica e la distribuzione di quote sempre maggiori di potere ai cittadini, e in particolare ai cittadini direttamente interessati dalle politiche che stanno elaborando, ecco, penso possano essere alcune categorie utili poi per la discussione che si svilupperà successivamente. Grazie. Grazie. Ringrazio Vittorio, appunto abbiamo già messo in campo un po' di carne al fuoco anche sul concetto appunto di sviluppo, come Vittorio, come il professor Pelliga si è distinto rispetto a quelle che sono le concezioni comuni rispetto a questo discorso. Io